Prima di chiedere a Carlo Tesserin un breve saluto, ho dimenticato e mi scuso di salutare due persone, anzi di salutare una persona che è una cara amica che è venuta a trovarci da Pordenone, la presidentessa dell'Associazione Italia-Israele Anat Levi, grazie di essere qui. Devo scusare l'onorevole Cappa che mi ha chiamato l'altro giorno dicendomi saluto tutti gli amici, non ce la faccio a raggiungerli. Prego. Provo a fare anch'io senza microfono perché credo che ci sentiamo. Io devo ringraziare gli amici che mi hanno invitato, che mi consentono di essere qua, anche se per altri versi mi hanno impedito di andare a Soave, dove c'è un convegno importante del Popolo della Libertà. Ed è bene che si faccia qui, ma è più importante forse per alcuni aspetti che si faccia questa inaugurazione, a cui attribuisco un significato particolarissimo. Credo che ha fatto bene Mario a ricordare con quanta fatica abbiamo ottenuto tanti risultati. Però Mario è il nostro coordinatore provinciale, ma è anche il vicepresidente della provincia che abbiamo vinto noi. Lo dico in maniera, abbiamo vinto noi la provincia. E io dico sempre a Mario, ricordati che quando sei là, tu che sei il vero vincitore di questa provincia, tu sei quella parte che dello schieramento che ha vinto ha portato i voti maggioritari che ci hanno consentito di vincere. Che si sappia, non è che siamo andati là, abbiamo vinto noi, e questo noi vuol dire che noi siamo una parte quasi residuale e non una parte sostanziale. Lo dico perché siamo alla vigilia di accadimenti non importanti, ma importantissimi. Bisogna sempre partire guardando i risultati conseguiti, ma di avere anche la coscienza di quelli che dobbiamo conseguire. Il primo è questo vostro Portogruaro. Abbiamo già vinto una prima tappa e plan di vincere la seconda, stavolta con maggior determinazione, perché è importantissimo che qua a Portogruaro vinciamo. Aggiungo il Comune di Venezia. Il Comune di Venezia non è un comune che riguarda solo i veneziani, è un comune che riguarda un'area molto più vasta. Lo dico perché c'è l'onorevole Balducci, il problema di Venezia non è un fatto solo estraneo alla realtà della provincia, della regione e nazionale. Abbiamo la necessità di vincere, e per vincere bisogna decidere presto se vogliamo vincere e come vogliamo vincere. Dentro a queste mie brevi affermazioni ci sta tutto il problema che insiste oggi nella realtà di Venezia. Finisco col dire le ragioni. Noi siamo a richiedere che la regione resti governata in capo al partito che ha conseguito anche nell'ultima tornata i voti di maggioranza relativa. Si parla di quello che è inevitabile, e noi riteniamo che sia necessario che queste cose siano trasportate nelle sedi che decidono in maniera molto chiara e molto forte. Quindi la mia presenza oggi qua è perché credo che dobbiamo su questi tre obiettivi, ma in particolare qui per quello che è il vostro obiettivo, ma che è anche il nostro, che a Portogruaro ripetiamo, completandolo, il risultato di pochi mesi fa. Grazie perché mi avete invitato, auguri, e siamo qua per darci insieme una mano.